essere. Shock a Jesolo, 15enne del Friuli Venezia Giulia, violentata in spiaggia mentre era in vacanza, allontanatasi dagli amici durante una serata, sarebbe stata aggredita da un individuo da lei definito straniero. Indagini della polizia. Raggiravano anziani con la truffa del finto incidente capitato ai parenti delle vittime, padre e figlio italiani arrestati a Napoli dai carabinieri di Portogruaro. Trasportava abitualmente gli spacciatori tunisini da una parte all'altra di Padova, individuato dalla polizia un tassista abusivo veneziano molto particolare. Virus West Nile, cresce l'epidemia del 25%, Padova resta la provincia più colpita, disinfestazioni nei vari comuni. Il caso della nave Diciotti bloccata in porto a Catania, l'opinione dei cittadini che si dividono tra rigore e richieste di interventi europei e pietà per i migranti salvati nel Mediterraneo. È un attacco alla scuola pubblica, così la CGIL commenta il caos scatenato sulla carenza dei presidi, oltre 50 reggenti solo nel veneziano. Non solo temporali a grandine, la perturbazione in arrivo in queste ore porterà anche neve consistente sulle Dolomiti e con il rialzo termico successivo potrebbero verificarsi valanghe. 100 anni fa la prima esecuzione della canzone del Grappa, commemorazioni nei comuni del Massiccio, l'assessore regionale all'istruzione Dorazzan dice venga insegnata nelle scuole. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali e la cronaca dal litorale veneziano. In primo piano la cronaca di una notizia che ha scioccato la comunità di Jesolo, la notizia di una ragazzina di 15 anni in vacanza con la famiglia, una ragazzina del Friuli Venezia Giulia, stuprata, violentata in spiaggia da un individuo. Ci sono indagini ovviamente serrate in corso da parte della polizia, da parte del commissariato ma anche della squadra mobile e numerosi dettagli da definire. Allora ci colleghiamo subito con Ilaria Marchiori che proprio a Jesolo sta seguendo questa vicenda. Ilaria. Buongiorno da Jesolo, dove una 15enne residente in Friuli Venezia Giulia sarebbe stata stuprata nella notte tra mercoledì e giovedì. La ragazzina aveva avuto il permesso dei genitori per andare a trascorrere la serata sul litorale veneziano con alcuni amici. Il gruppetto avrebbe fatto tardi e verso le 3 si sarebbero portati sull'arenile antistante la zona di Piazza Mazzini. In realtà non è chiara la dinamica al momento, fatto sta che ad un certo punto la 15enne si sarebbe staccata dal gruppetto di amici con un uomo, con tutta probabilità straniero e conosciuto da poco, che l'avrebbe portata in un punto isolato per poi stuprarla. Le sue grida sono state sentite da un passante che ha lanciato immediatamente l'allarme al 113, intervenuto poco dopo sul posto. La giovane è stata trovata lì sola, sotto shock e portata con l'ambulanza all'ospedale di San Donà di Piave, dove è stata riscontrata la violenza subita. Nel frattempo dell'aggressore non c'è più stata alcuna traccia, lui si era già dileguato. Gli agenti del commissariato di Jesolo hanno ascoltato la vittima e i suoi amici e ora, in base alla descrizione della testimonianza, stanno cercando di risalire al responsabile, mentre nel frattempo la procura dei minori ha aperto un fascicolo in base alla denuncia dei familiari della 15enne. Da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, come dicevamo un evento che ha scosso la comunità, ciò che è accaduto nella notte di mercoledì è qualcosa che ha colpito profondamente la nostra città e non può che lasciare scossi e addolorati. La nota del comune di Jesolo, del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, al contempo dice c'è un senso di rammarico per un episodio che non sarebbe dovuto accadere. Queste le parole del sindaco di Jesolo per questa vicenda. Ancora cronaca dal Veneto orientale, stavolta è l'arresto da parte dei carabinieri di Portogruaro a Napoli di due uomini, padre e figlio, italiani, che sono accusati di vario titolo del reato di truffa aggravata in concorso. Numerose, secondo gli investigatori, le truffe di cui sono accusati i due, utilizzando la tecnica del finto incidente subito dal figlio ai danni di anziani particolarmente indifesi. I reati, secondo le indagini, sono stati commessi in particolare nel nord-est dell'Italia, ma anche su tutto il territorio nazionale da ottobre 2017 a gennaio 2018. I provvedimenti sono stati eseguiti, come dicevamo, stamane in Campania dai carabinieri della compagnia di Portogruaro e di Napoli Stella. Tutti i dettagli ovviamente questa sera nel nostro telegiornale del Veneto e della provincia di Venezia. Adesso torniamo a parlare
di ponti e di infrastrutture dopo il disastro di Genova. Sono 20 i ponti indicati da Veneto Strada alla Regione come bisognosi di manutenzione più o meno urgente. Sono gran parte nel Bellunese, poi nel Veronese, ma anche 2 in provincia di Treviso. Tra questi il sovrappasso della tangenziale a Sant'Angelo, dove ieri mattina il sindaco Mario Conte ha effettuato un sopralluogo. Sottopasso di via Sant'Angelo, con le preoccupazioni dei residenti diventate sempre più pressanti dopo la tragedia del viadotto di Genova, il sindaco Mario Conte ha convocato i tecnici di Veneto Strade ed effettuato in mattinata una ricognizione del manufatto transennato da tempo e in condizioni almeno apparentemente precarie. Necessario verificare un eventuale rischio statico, trattandosi di un ponte sotto la tangenziale che sorregge il passaggio di circa 20.000 veicoli al giorno. Abbiamo fatto un sopralluogo, non ci sono problemi strutturali per quanto riguarda la struttura, i cementi ammalorati sono è un problema superficiale che verrà risolto a partire da settembre-ottobre, quando Veneto Strade appalterà i lavori, quindi verrà fatto un risanamento delle superfici in cemento, un trattamento di bonifica dei ferri d'armo e poi verrà ripristinata la superficie in cemento. Inoltre abbiamo chiesto che venga nuovamente ricollaudato il ponte in modo tale da fugare ogni dubbio che i cittadini possono avere. La cosa che posso affermare con certezza è che il caso di Genova non ha nulla a che vedere con il ponte di Sant'Angelo, quindi i nostri cittadini possono stare tranquilli, anche quei problemi superficiali comunque entro fine anno verranno risolti. Una verifica doverosa anche per tranquillizzare chi utilizza quotidianamente quel sottopasso o ci vive accanto e che ai nostri microfoni aveva detto: bisogna mettersi in testa che le risorse hanno delle priorità e quindi bisogna investire nella sicurezza. Le segnalazioni, i dubbi, i timori si sono comprensibilmente moltiplicati dopo il crollo di Ponte Morandi a Treviso come nelle altre zone del Veneto e dell'Italia. Perplessità che anche un restyling esterno contribuirà a fugare. Intanto a Vidor, sempre nel Trevigiano, dove si discute del ponte sul Piave risalente al 1911, della nuova viabilità, sapete è stato citato anche dal governatore Zaia come bisognoso ovviamente di intervento, addirittura un rifacimento completo in un'altra zona. Le associazioni spingono per non perdere questa occasione di rivedere l'intera viabilità della zona. A Vidor non solo l'amministrazione ma anche cittadini e gruppi che da anni chiedono a gran voce la costruzione di un ponte alternativo a quello attualmente utilizzato sul Piave non intendono lasciarsi scappare l'occasione della ritrovata attenzione su questa infrastruttura per portare a casa il tanto sospirato risultato. L'accento nuovamente posto dal governatore Zaia sulla viabilità della zona, per mettere in sicurezza la quale servirebbe un investimento tra i 35 e i 40 milioni di euro, può realisticamente dare il là alla concretizzazione di questo intervento. Il nuovo ponte risolverebbe i problemi di traffico, i problemi di transito pedonale, i problemi di vivibilità dei luoghi, i problemi di collegamento con le grandi arterie, la superstrada veneta costruenda, la Valsugana che scende dal Feltrino, le autostrade e così via, quindi i problemi di sviluppo economico della zona del Prosecco di OCG. Tutte queste problematiche verrebbero risolte dalla costruzione di un nuovo ponte. L'associazione Nuovo Ponte di Vidor, di cui l'esponente PD Spinnato è portavoce, ricorda che un progetto preliminare è già disponibile. È necessario procedere con l'iter progettuale, è necessario che la Regione Veneto stanzi le risorse per commissionare la valutazione di impatto ambientale e la progettazione definitiva. Una volta che esiste questo documento è sicuramente molto facile sedersi al tavolo con il Ministero e chiedere l'inserimento di quest'opera come opera strategica a livello nazionale. Insomma, i presupposti ci sono tutti e per cui il finanziamento potrebbe proprio arrivare dallo Stato. Spinnato concorda con il Presidente della Regione sull'importanza vitale di questa infrastruttura per Treviso e il Veneto, ma non solo, vista la vocazione produttiva e turistica di quest'area nel cuore del territorio del Prosecco. È un nodo strategico, è tempo di fare qualcosa e è meglio approfittare di questo momento in cui l'opinione pubblica è molto sensibile. Noi siamo contenti di aver sollevato di nuovo il problema, prendiamo questa occasione sia come cittadini per spingere le nostre istituzioni, sia come istituzioni per fare le cose necessarie anche ai livelli superiori e arrivare finalmente addirittura d'arrivo per quest'opera necessaria.
Adesso l'emergenza del virus West Nile in Veneto, con, sappiamo, Padova la provincia più colpita dalle infezioni e dove continuano le disinfestazioni, anche straordinarie. 5 morti in Veneto e un numero di casi doppio rispetto al 2017. Il virus West Nile colpisce duramente anche Padova, dove si è registrato l'ultimo decesso. A San Bellino, dove viveva il 91enne, il comune ha effettuato una disinfestazione straordinaria notturna. Altre 2 ne sono previste nei quartieri Palestro e Sacra Famiglia, dove altre 2 persone risultano contagiate, ma già in via di guarigione. A San Bellino residenti soddisfatti della disinfestazione, ma chiedono più informazioni e nuovi interventi. C'è di tutto, c'è tante zanzare, c'è di tutto sui giardini, veramente. Io non ci vado. Non ne sono nemmeno accorta. Mi ha avvisato mio figlio all'ultimo momento di chiudere le finestre, che non avevo sentito gli avvisi. Penso che sia una cosa fatta bene, speriamo che serva. Intanto nel quartiere rimangono però zone di verde pubblico con l'erba molto alta, proprio a 2 passi da dove è passata la disinfestazione. Il timore è che le zanzare proliferino anche lì. Elemento da sul coso Guardi, sul parco Guardi. E lì com'è la situazione del verde? Ci sono ancora gli alberi caduti sopra i giochi dei bambini, ancora non è stato fatto niente. Pienamente d'accordo sulla disinfestazione, poi sono interventi diversi. Credo che dovrebbero essere fatti altri interventi anche, quello sì, poi l'erbaccia è un'altra cosa. E sempre nel pomeriggio di ieri è stato segnalato un caso di West Nile a Torreglia, sui Colli Ugani, siamo sempre nel Padovano. Il sindaco ha comunicato a tutti i residenti che il virus ha colpito un cittadino residente. Per questo è stata messa in programma una disinfestazione porta a porta dai tecnici incaricati e una disinfestazione straordinaria nella notte tra il 26 e il 27 agosto nella zona interessata. Adesso a Mogliano Veneto, nella Marca Trevigiana, dove ieri sera ha perso la vita un anziano coinvolto in un incidente stradale, ma a stroncarlo potrebbe essere stato un malore alla guida. Ha invaso la corsia opposta, colpito probabilmente da un malore al volante, ha urtato un'altra auto, poi si è schiantato contro un palo dell'illuminazione. L'incidente ieri sera alle 20:30 lungo il Terraglio a Mogliano Veneto, vittima un anziano di 80 anni del posto, Sergio Gionco. All'arrivo dei soccorsi il pensionato era già morto. Non è escluso che a stroncarlo sia stato proprio il malore. L'episodio è nel tratto in cui il Terraglio prende il nome di via Marconi. Stava a malapena facendo buio a quell'ora. Gionco stava rincasando alla guida della sua Fiat Panda in direzione Mestre, quando ha improvvisamente perso il controllo dell'utilitaria sbandando verso sinistra. Sulla corsia opposta sopraggiungeva un'Opel Astra condotta da una donna di 49 anni, anche lei del luogo. Le 2 auto si sono lievemente scontrate, poi la Panda è finita contro il palo dell'illuminazione. Illesa la conducente dell'Opel, mentre sulla salma dell'anziano, recuperata dai vigili del fuoco, ricomposta in obitorio, la procura potrebbe decidere di far eseguire l'autopsia. Torniamo a Padova, trasportava abitualmente gli spacciatori tunisini da una parte all'altra di Padova, individuato dalla polizia questo tassista abusivo originario del Veneziano. Esercizio abusivo della professione di tassista e una multa pesante fino a 7.000 euro. È il provvedimento della polizia a carico di un uomo di 37 anni di Cavarzere, in provincia di Venezia, fermato mentre trasportava sulla sua auto uno spacciatore tunisino, arrestato perché in possesso di 16 grammi di eroina che aveva cercato di lanciare dal finestrino. Il conducente dell'auto, fermata in via Venezia a Padova, ha confessato di ricevere spesso chiamate da spacciatori che gli chiedono di essere accompagnati in cambio di 10 euro. Una sorta di tassista dei pusher che non è stato denunciato ma che rischia di pagare fino a 7.000 euro di multa e di vedersi sospesa la patente per 1 anno. Lo spacciatore 26enne arrestato invece, dopo il processo per direttissima, è stato accompagnato al centro di espulsione di Brindisi. Torniamo a parlare di migranti adesso, il caso della nave Diciotti bloccata in porto a Catania. La tensione resta alta a Catania in queste ore, peraltro notizia di poco fa che i migranti sulla nave hanno cominciato uno sciopero della fame per protestare contro il blocco, una situazione anche politica di grandi polemiche. L'opinione pubblica intanto si divide tra chi chiede rigore e richieste da parte dell'Unione Europea, mentre, come sappiamo, il vice premier Di Maio ha minacciato di non votare il bilancio dell'Unione Europea in caso non ci siano aiuti. Dicevamo rigore, c'è la richiesta di rigore, ma anche la pietà, ovviamente, per i migranti bloccati. In questo momento qua non vedo una situazione diversa per la Lega e con 5 Stelle. Siamo passati da un partito, da una politica di, non lo so,
Non dico che si accettava tutto, comunque è passato troppo e adesso niente, quindi questa è la mia impressione, non va bene quello che c'è adesso. Senza cattiveria, però è giusto come che la pensa Salvini e Di Maio, cioè se vieni qua possono venire qua, però se devono venire qua per fare malani come si sente in giro per tutti i telegiornali, perché tutta la gente si lamenta, è meglio che ritornino a casa sua, senza cattiveria. Tutto sbagliato, la nave è italiana, sono in Italia, non senza rispetto, non siamo tutti ricchi, siamo così che soffre. Condivido pienamente con Salvini, condivido, solo quello, solo basta. Penso che va bene così perché sono tanti. E poi se hanno diritto a documenti è un conto, ma poi non hanno diritto a documenti questi poveri esseri umani e stanno qui. Poi noi lavoriamo, paghiamo le tasse anche noi, perché io sono in Italia da 15 anni, paghiamo le tasse come tutti gli italiani, loro devono stare qui ai nostri costi, non condivido. Io sono del Marocco di origine e mi spiace veramente per tutto ciò, perché praticamente so che loro hanno una brutta situazione, il fatto che arrivano qua e tenere anche la nave bloccata, secondo me bisogna aiutarli, darci una mano comunque con un modo o l'altro. Secondo me la soluzione è sempre quella di trovare un'intesa con gli altri paesi dell'Europa affinché sostengano le problematiche dell'immigrazione in Italia. Io sarei favorevole a tutto l'insieme della comunità, a dividere un po' le parti, magari un po' per l'Italia, un po' in Spagna, un po'. Se no tutta l'Italia mi sembra un po' troppo. Torniamo alla cronaca, ricattò l'ex amante, un imprenditore di Cittadella, ottenendo 20.000 euro per tacere sulla loro relazione, ma la donna, una trevigiana, venne arrestata. Ora al posto del processo ha chiesto di patteggiare 2 anni di pena. Ha chiesto di patteggiare 2 anni di pena per il reato di estorsione. Sara Andretta, 41 anni, di Doria, in provincia di Treviso, venne arrestata nello scorso maggio dopo aver incassato dall'ex amante, un imprenditore di Cittadella, 20.000 euro per non rivelare la loro passata relazione alla moglie dell'uomo. In un primo momento il pubblico ministero Sergio Dini aveva sollecitato il processo con giudizio immediato, invece il tribunale sembra propenso ad accettare il patteggiamento, fissato già davanti al GUP per il prossimo 17 ottobre, ma sarà proprio quest'ultimo giudice ad avere l'ultima parola su quale processo celebrare. È un attacco alla scuola pubblica, così la CGIL commenta il caos presidi proprio a pochi giorni, a poche settimane dall'inizio della scuola, oltre 50 reggenti soltanto nel veneziano. Un istituto scolastico su 2 nel veneziano è sotto reggenza. La situazione è pressoché unica nella nostra regione e secondo la CGIL il principale indiziato è il MIUR, che avrebbe ritardato senza motivo il concorso per i nuovi dirigenti. Un allarme purtroppo non da adesso, ormai da qualche anno, e la situazione sembra ancora lontana da risolversi e probabilmente e sicuramente non entro quest'anno scolastico, visto che il MIUR ha ritardato a fare il concorso per i dirigenti scolastici. Hanno appena finito le selezioni e adesso vediamo, speriamo insomma che almeno si concluda per l'anno scolastico 19-20. Tutti i dirigenti in ruolo ormai alle porte, dunque nel prossimo anno scolastico si troveranno a doverne gestire anche un secondo. Si va incontro a un malstare proprio dentro la scuola, nel senso che i dirigenti scolastici sono costretti con le reggenze a fare un lavoro, posso dirlo, disumano, sì, veramente, perché addirittura quest'anno abbiamo visto i nominativi arrivano non solo da fuori comune, ma anche da fuori provincia, e questa cosa è assurda, cioè li mettono in una condizione dove la didattica verrà messa a dura prova. Oltretutto mi permetto di dire che oltre ai dirigenti scolastici chi ci rimette è proprio il personale amministrativo, in primis i DSGA, i direttori dei servizi generali amministrativi, che anche loro a sua volta sono in reggenza perché i concorsi sono fermi dal 2003, non vengono fatti i concorsi. Quindi mi chiedo, è un attacco alla scuola pubblica? Sì, è un attacco alla scuola pubblica. Già da tempo il sindacato segnala questa situazione proponendo delle soluzioni che però, almeno finora, non sono state prese in considerazione.
quello che dovrebbe capire il governo è che il sindacato non è contro il governo, ma dovrebbe essere di supporto e di aiuto per cercare insieme le soluzioni. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali per parlare del tempo. Come sappiamo, abbiamo raccontato ieri, c'è l'allerta per le prossime ore per la forte perturbazione che attraverserà anche il Veneto in quanto a nubifragi e anche la previsione di grandine, ma le previsioni meteorologiche per le Dolomiti indicano anche una nevicata fra sabato e domenica con apporti complessivi tra 15 e 25 cm di neve a 2.500 metri di quota e 30-50 a 3.000 metri. Lo ha rilevato l'Agenzia regionale per l'ambiente, l'ARPAV, segnalando che il limite della neve e della pioggia potrà localmente arrivare a quote inferiori anche ai 2.000 metri nelle Dolomiti settentrionali. L'abbassamento delle temperature dell'aria e la presenza di neve e di ghiaccio per l'ARPAV renderanno temporaneamente nella giornata di domenica difficoltosa la percorrenza dei sentieri in quota se non adeguatamente attrezzati, e poi con il rialzo termico previsto dal lunedì, quando tornerà a splendere il sole, oltre i 2.500 metri di quota saranno possibili scaricamenti e distacchi di valanghe lungo i fronti più ripidi dei ghiacciai, e quindi il servizio valanghe di ARPAV di ARAB raccomanda la massima prudenza nell'affrontare le escursioni. E adesso la storia, la memoria della Grande Guerra, perché 100 anni fa la prima esecuzione della canzone del Grappa, diverse le commemorazioni, e intanto l'assessore regionale dell'istruzione Elena Donazzan dice va insegnata nelle scuole. Monte Grappa, tutela mia patria, ora che il nostro sole ritiene. 24 agosto di 100 anni fa, a Villa Dolfin Boldù di Rosà, per la prima volta un coro di 300 soldati intonò davanti al re Vittorio Emanuele III l'inno al Monte Grappa, diventata la canzone simbolo della Grande Guerra, un canto che doveva dare la carica, il coraggio, una voce del cuore e dell'anima. Fu Antonio Meneghetti, ufficiale di fanteria, a musicare le parole del generale Emilio De Bono, scritte a ridosso del fronte prendendo spunto da una scritta anonima apparsa sui muri di una casa della Val Cismona, allora occupata dall'esercito austriaco, che recitava appunto: Monte Grappa, tu sei la mia patria. Un giorno memorabile, quello di 100 anni fa, che doveva e rappresentò un momento cruciale per dare slancio e rincuorare le truppe verso la battaglia finale sul Piave e Vittorio Veneto. Da allora il concetto di patria resterà indelebilmente legato al Monte Grappa. Oggi si commemora quel giorno in tanti comuni ai piedi del massiccio tra le province di Treviso, Vicenza e Belluno. Un canto, un simbolo che anche 100 anni dopo non smette di far parlare. Di oggi la nota dell'assessore all'istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan, che chiede che la canzone del Grappa venga insegnata in tutte le scuole dei territori ai piedi del Monte Sacro alla Patria. Nella legge sul sistema educativo del Veneto, che ho elaborato ed è stata approvata dal Consiglio regionale nel 2017, conclude l'assessore, si dà importanza all'insegnamento di materie ed approfondimenti legati all'identità storica del Veneto nel contesto nazionale. Sono certa che sapremo così rendere più fieri e consapevoli i nostri giovani della storia gloriosa della quale la canzone del Grappa è parte integrante. Adesso la musica e gli spettacoli, perché è stata presentata l'edizione 2018 dell'Home Festival a Treviso, con novità sui trasporti e anche sulla gestione dell'ex dogana. Home Festival puntuale a Treviso, ex dogana, dal 29 agosto al 2 settembre, accantonata la tentazione di mollare, grazie alle carezze, così dice il patron Lombardi della città, si torna a proporre un appuntamento internazionale, Ermal Meta, Caparezza, Stato Sociale, 200 artisti e 7 palchi e una piccola grande rivoluzione nella logistica. Un treno notturno dedicato espressamente ai fruitori del festival, collegato ai massicci servizi navetta messi in campo da MOM. Si tratta di un servizio sperimentale, ci è stato chiesto per il primo anno dagli organizzatori, è un festival che si fa carico del costo di 2 treni speciali, uno la notte tra il venerdì e il sabato, uno la notte tra il sabato e la domenica, partirà alle 3:15, una capienza di 1000 posti interamente pagato da un festival, quindi i clienti potranno salire senza biglietto. Io credo che apra una strada nuova per gli organizzatori di eventi,
chi organizza un evento si fa carico anche della logistica. Una novità che va nella direzione di affrontare i grossi numeri che Treviso si aspetta. Per questa edizione ci aspettiamo circa 90.000 persone, quindi tenendo conto che siamo partiti con 15.000 già si capisce la crescita. Area della dogana, centro di attrazione turistica, campeggio dalla vocazione glam, secondo la tendenza internazionale. Location gestita all'insegna della sicurezza, sarà completamente videosorvegliata. Infine gli eventi collaterali promossi al Parco San Giuliano di Mestre. Come abbiamo rivitalizzato altre zone della città di Treviso, speriamo di portare anche un po' di luce e un po' di divertimento lì a San Giuliano, poi capiremo perché ci stiamo lavorando proprio ora. E ancora gli spettacoli e gli appuntamenti Verdi Opera Night, la serata evento domenica sera all'Arena di Verona dedicata al grande compositore. Un grande omaggio ad uno dei più grandi geni della lirica, una celebrazione con una serata evento all'Arena di Verona. Verdi Opera Night andrà in scena domenica prossima, 26 agosto, ultimo appuntamento nel cartellone del 96esimo Opera Festival. Verdi è il genio nostro, insomma, con Aida, che è la grande opera, insomma, dell'Arena di Verona, ormai la più rappresentata e la più amata dal pubblico. Quindi è doveroso un omaggio, anche perché avevamo questa serata, quando sono entrata, questa serata libera dove si doveva costruire un contenuto, e io ho pensato, anche sulla scia della mia propria esperienza degli anni 90, quando con Placido Domingo si facevano i 3 atti d'opera, dove lui era protagonista di tutti e 3, ho pensato di riproporre questo in chiave diversa, cioè con 3 cast completamente diversi, unendo come sempre i grandi nomi con i giovanissimi debuttanti. Sul palco il maestro Andrea Battistoni dirigerà l'orchestra della Fondazione Arena con un cast di livello internazionale e 16 stelle della lirica che si alterneranno sul nuovo allestimento della Fondazione Arena di Verona con i brani più celebri dell'opera verdiana. Avremo il secondo atto di Rigoletto, il terzo atto di Trovatore con la famosa Pira e l'ultimo atto per finire proprio in bellezza, l'ultimo atto di Traviata. Con Verdi Opera Night si chiude questa prima edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi peggiorerà per l'arrivo di una perturbazione, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore tempo via via più instabile un po' su tutti i settori, con temporali frequenti e localmente anche forti. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 26 e 34 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile al mattino, con ampio soleggiamento ovunque. Entro sera però peggiorerà su tutti i settori, con rovesci via via più diffusi. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime comprese invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima mattinata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio precipitazioni temporalesche via via più diffuse sulla nostra regione e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.